Sempre si va a votare, o bene o male si va a votare, perché così sanno se devono andare avanti o se devono andare indietro. Nogarole Vicentino, 75,4%, la percentuale di affluenza più alta di tutto il Veneto, un vero e proprio record. È un paese tanto unito e così va bene. Cosa vuole che se aspettiamo? Quello che il governo non ci dà. È bello, la sanità quella è interessante molto, ma un po' di tutto, ecco. Del governo sono stufi, sono stanchi di tutto perché rubano continuamente. Uno che prende 90.000 euro al mese e l'altro ne prende 300, 200 come li prendo io. Dunque ho da mangiare anch'io, le medicine devo pagare quasi metà. Sul podio al secondo posto di un soffio 75,1% San Pietro Mussolino, un comune poco lontano che conferma la gran voglia di autonomia di queste zone. Come ci si sveglia stamattina? Si è più autonomi? Ma speriamo di sì, speriamo di sì. Senta, che cosa è importante che venga portato a casa, ecco, da Zaia, andare a trattare col governo di tutte le competenze? Con tutti i soldi che mandiamo su torna niente, dunque. Che segnale è secondo lei? Perché si è arrivati a essere così tanti a fare questa richiesta? Perché stiamo lavorando per gli altri. Come mai qua si viene a votare di più? Non lo so, forse siamo più attenti alle cose storiche. Super il Veneto, complimenti a tutti noi che veramente abbiamo dimostrato ancora una volta, diciamo, e soprattutto adesso perché andrà nella storia, che veramente è un sì perché siamo una famiglia. Grazie. Chiediamo intanto più sicurezza e più autonomia. Quindi come segnale da dare a Roma qual è? Cosa devono capire? Che i veneti chiusi dentro tra le regioni che sono tutte autonome, solo che il Veneto no.